Allora, buongiorno a tutti e benvenuti a questa piccola opportunità. È un'oretta e qualcosa in più, insomma, è qualcosa in più di un'oretta, ma cercheremo di essere veloci per dare degli spunti utili da approfondire per conoscere meglio l'Europa e le opportunità dell'Europa per le imprese. E siamo nell'ambito della Festa dell'Europa a Venezia, quindi è una bellissima manifestazione che ogni anno Europe Direct Venezia Veneto, questa rete di reti, diciamo, è una rete di reti che opera proprio per diffondere presso i cittadini di tutta l'Unione Europea e qui per l'Italia abbiamo appunto Venezia Veneto come capofila per diffondere proprio la conoscenza delle istituzioni europee, delle opportunità e per diffondere il concetto di cittadinanza, quindi insomma la cittadinanza comunitaria è diventata cosa quotidiana e va vissuta in tutto il suo essere ricca di opportunità. Abbiamo qui con noi Francesca Vianello, coordinatrice della rete Europe Direct Venezia Veneto. Abbiamo Filippo Mazzariol per Union Camere del Veneto insieme a Hailey Gonzalez che in qualche modo insieme daranno proprio questo spaccato di opportunità da cogliere per le imprese. Diamo seguito anche ad un incontro che c'è già stato qualche giorno fa dove si presentava la guida ai finanziamenti dell'Unione Europea. Quindi lascio a Francesca se vuole richiamarlo e indicare dove è pubblicata e anche un pochettino introdurre tutto il calendario della Festa dell'Europa. Prego, buongiorno Francesca. Grazie a Chiara Tagliaferro. Sì, appunto, mi presento, sono Francesca Vianello e sono la responsabile del servizio Europe Direct Venezia Veneto del Comune di Venezia, che coordina da anni ormai la Festa dell'Europa a Venezia, che diciamo, prende tutto l'arco del mese di maggio con un ricco calendario di iniziative. L'origine di questi festeggiamenti si concentra sulla significativa data del 9 maggio che ricorre la dichiarazione Schuman, è considerata un po' la data di nascita dell'Unione Europea, anche se ovviamente l'Unione Europea è un percorso che dalla fine della seconda guerra mondiale ci ha portato oggi. Quindi un festival europeo a Venezia ricco di iniziative. Quest'anno si intitola Diritti al voto perché c'è un rimando diretto al prossimo appuntamento elettorale dell'8 e 9 giugno per l'Italia, in cui saremo chiamati ad eleggere i nostri 76 rappresentanti italiani al Parlamento europeo, con un chiaro rimando all'importanza del voto, del diritto dovere di voto, con l'hashtag usa il tuo voto, quindi il collegamento diretto tra il voto e la rilevanza nella vita delle persone, degli europei e delle europee, nella quotidianità. Stiamo giungendo al termine di queste iniziative. Ci tengo a richiamarvi all'attenzione però solo 3 di queste. Innanzitutto, le iniziative per le imprese, appunto si concentrano oggi con questo webinar e, l'altro ieri, martedì scorso, con la presentazione della guida ai finanziamenti europei 2024. Abbiamo fatto anche un focus sulle attività degli Europe Direct del Veneto, in particolare Padova, Montagna Veneta e Venezia Veneto, che collaborano con l'Union Camere Sportello del Veneto alla produzione e ad aggiornamento della guida ai finanziamenti europei. Lo dico perché la guida è richiedibile sia in cartaceo, venendola a ritirare presso i nostri uffici, o se si è impossibilitati facendosela spedire, sia consultabile online. Nella chat adesso metteremo i link sia alla pagina relativa alla guida, sia alla pagina della Festa dell'Europa che dello Europe Direct e dei suoi servizi. Sono ad invitarvi però a 2 appuntamenti invece in presenza. Lunedì prossimo vi offriamo una tazza di caffè
in uno dei caffè storici di Piazza San Marco, il caffè L'Avena, con l'ultimo appuntamento del ciclo di incontri Caffè Europa, e ci concentreremo proprio sul diritto al voto, in particolare europeo. Quindi tutte queste iniziative lungo l'arco del mese di maggio sono in ogni caso tutte apolitiche, apartitiche, e anche rispetto alle elezioni europee fanno un focus la struttura del Parlamento europeo e lo stimolo alla cittadinanza consapevole e partecipe. E l'ultimo appuntamento a cui tengo, che vi richiamo l'attenzione, è l'inaugurazione di una mostra giovedì prossimo, il giovedì 30 maggio alle 5 del pomeriggio a Forte Marghera. Ed è l'inaugurazione della mostra, una mostra fotografica di fotografi ucraini, con un titolo significativo: Contra spam, spero, storie dall'Ucraina. La mostra sarà aperta per tutto il mese di giugno, dalle 6 del pomeriggio fino dalle 18 alle 23. È sita dentro alla Polveriera Francese, che è una delle strutture dentro a Forte Marghera. Ci sembrava doveroso dare voce attraverso le immagini fotografiche a questi fotografi e fotografe ucraini, e inoltre pongo l'attenzione sulla scelta di un luogo significativo per la città di Venezia, un luogo che in passato ha parlato di guerra, e quindi c'è una correlazione tra il tema e la location. È ancora possibile venire a ritirare presso i nostri uffici in via Spalti un omaggio, che è la bandiera dell'Unione Europea, proprio la bandiera di tessuto da esporre, ed è un omaggio simbolico per tutti i cittadini e le cittadine che vorranno venire presso il nostro ufficio, che è aperto tutti i 7 giorni dell'anno, e che è a vostra disposizione. Europe Direct è una rete di informazione della Commissione europea, è un network che ha più di 400 punti nelle principali città dei 27 Paesi membri e quasi 50 in Italia. Per il Veneto, appunto, ci siamo noi con una dimensione regionale. Infatti, nonostante siamo presso il Comune di Venezia, l'ufficio si chiama Europe Direct Venezia Veneto, e possiamo dare informazioni sui diritti e le opportunità che comporta l'essere cittadini e cittadine europei. Dalle opportunità di mobilità giovanile e non solo transnazionale, a quelle di finanziamento. La guida di cui parlavamo prima, e il corso di Euroformazione, che parte in autunno, partirà anche quest'anno, ma che può essere anche nelle edizioni precedenti visto online. Nella chat mettiamo il link anche di questo. Sono esempi appunto di iniziative su queste tematiche. Solo chiudo sottolineando la rete. La rete appunto Venezia-Veneto è una rete che ha con il Comune di Venezia il capofila, ma che concretamente vede quasi 30 partner per quasi 40 sportelli distribuiti in tutto il territorio. Partner che fanno rete davvero, come diceva Chiara prima, una rete di reti, che se non sanno una cosa fanno circolare le informazioni, la trovano. Da quanti anni, Francesca? Ma Europe Direct esiste dal 98, quando ancora non era un bando ufficiale, un bando di finanziamento ufficiale della Commissione europea. Quindi una collaborazione che continua negli anni, in continuità, che la Commissione europea premia, ma premia anche perché abbiamo dei partner reali presso le istituzioni in Veneto, quindi dalla Regione del Veneto alle province venete, al mondo camerale con l'Union Camere Eurosportello del Veneto e la Camera di Commercio di Venezia e Rovigo. Entità, quella dell'Eurosportello, che rappresenta
rappresenta nel nostro territorio il punto del network, dell'Enterprise Europe Network, quindi appunto dicevo una rete di reti al servizio di informazione al servizio dei cittadini. Europe Direct per la cittadinanza più in generale, una sorta di URP che raccoglie le richieste di informazioni e poi le condivide con gli altri network, quello specialistico per le imprese o per gli imprenditori o coloro i quali vogliono diventare tali o hanno un'idea imprenditoriale, e quindi il mondo camerale da una parte, ma anche poi con Eurodesk la rete per i giovani, il grande programma Erasmus+, che tra l'altro abbraccia tematiche trasversali come l'apprendimento permanente lungo tutto l'arco della vita. Io mi taccio e semplicemente vi invito ad utilizzare il nostro sportello sempre e il nostro invece a godervi gli ultimi eventi della Festa dell'Europa. Ringrazio i Grazie. colleghi dell'iniziativa odierna appunto per focalizzarsi su vari target, e quello appunto delle imprese è prezioso per noi. Grazie. Grazie, no, grazie a Europe Direct e alla dottoressa Vianello, perché il programma è veramente ricco e completo, il programma della Festa dell'Europa, e avremo modo di riallegarlo a tutti i partecipanti insieme alle slide di questo piccolo approfondimento, in modo che possiate gli appuntamenti citati ritrovarli poi anche nel programma. E diceva giustamente network di network, e lascio per il saluto un po' istituzionale, insomma, Filippo Mazzariol rappresentare Union Camere del Veneto, che è di per sé capofila del network delle Camere di Commercio del Veneto. Quindi a te la parola, Filippo. Grazie Chiara. Allora, buongiorno, meglio buon pomeriggio a tutte e a tutti. Sono Filippo Mazzariol, Unione Camere del Veneto, porto appunto i saluti del nostro ente da parte del segretario generale e del direttore operativo. E il titolo dell'evento di oggi è l'Europa per le imprese. Ecco, molto spesso ci dimentichiamo di quanto l'Europa possa aiutare anche le imprese sul territorio della nostra regione ad essere più performanti, a cogliere occasioni di finanziamento, ma anche ad avvalersi dei servizi che tutto il sistema delle camere di commercio, ma più in generale delle varie reti che sono presenti sul territorio, compresa appunto Europe Direct, può mettere a disposizione di tutti gli imprenditori. Oggi parleremo in particolare di alcuni programmi comunitari dedicati agli imprenditori. La collega Helen Gonzalez parlerà appunto più tardi di Erasmus per i giovani imprenditori, e poi ci sarà anche un momento in cui approfondiremo i servizi della rete Enterprise Europe Network, che tra l'altro consistono appunto in una serie di aiuti alle imprese per crescere, per innovarsi e per internazionalizzarsi. Quindi parleremo di una serie di servizi gratuiti, naturalmente per l'innovazione, per l'accesso ai mercati esteri e per lo sviluppo dei partenariati. Ecco, non voglio far perdere tempo Ah, ai grazie, relatori che grazie seguiranno, di quindi questa, sì, 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 di questa introduzione, perché ci aiuta a contestualizzare. Io inserisco un'unica pillola ulteriore di contesto comunitario dal punto di vista amministrativo, se vogliamo, quello meno appassionante, prima di passare la palla a Helen Gonzalez, che già parlerà di una cosa bellissima, uno strumento che funziona, un programma concreto, l'Erasmus per giovani imprenditori, e la giovinezza è attribuita al business in questo caso, poi ci spiegherà meglio lei, più che all'età anagrafica degli imprenditori. Perché giustamente Mazzariol parlava di fondi e finanziamenti, e sono molti i fondi messi a disposizione dall'Unione Europea. Si può parlare di fondi diretti, si può parlare di fondi indiretti. Già banalmente, chiarendo questo concetto, vengono distinti all'interno della guida a cui accennava appunto la dottoressa Vianello, si distinguono i fondi ad accesso diretto perché si riferiscono a programmi comunitari gestiti direttamente dalla Commissione europea
o dai presidi della Commissione sui territori, mentre i fondi indiretti sono meglio noti come i fondi strutturali, quindi sono tutte quelle belle opportunità che passano attraverso le regioni. Noi abbiamo e si traducono in bandi fondo sociale oppure i bandi FESR, per capirsi, insomma. Quindi il fondo sociale premia lo sviluppo del capitale umano, così come i fondi FESR premiano lo sviluppo del capitale, gli investimenti delle aziende, oppure il filone dell'innovazione, no? In azienda, oppure sostengono anche per le pubbliche amministrazioni come i comuni la diffusione dell'agenda digitale, quindi della banda ultralarga, dei servizi in digitale. Sono molti i fondi indiretti che passano attraverso le regioni e arrivano ai territori, così come sono fondi immediati dal governo nazionale, i fondi proprio con accordo di partenariato nazionale per la politica di coesione. E qui non vado ad allargare il campo, ma in qualche modo cerchiamo di collocarci appunto attraverso la guida e attraverso le altre opportunità registrate anche in questo programma, appunto nelle puntate precedenti. È possibile approfondire la questione dei fondi, un dettaglio maggiore sui fondi. Poi Filippo Mazzariolla al limite può riprendere e dettagliare anche le fonti e i servizi offerti per rendere fruibili, accessibili le opportunità dell'Unione Europea. Questa premessa serve a dire che poi i fondi sono utilizzati dalle imprese e che il contesto di base che ci guida è il nostro mercato domestico, che è inteso come mercato comunitario, mercato unico comunitario. Già se parlo di vendita di beni e servizi, non posso più dire import-export all'interno dell'Unione Europea, devo dire cessione e acquisti intracomunitari. Abbiamo una dogana unica come prima politica dell'Unione Europea che fa parte del primo pilastro, no? Che è in qualche modo un ambito in cui la Commissione europea parla di un'unica voce per i Paesi membri, mentre in altri ambiti le politiche magari prevedono un raccordo tra gli Stati, no? Un raccordo laddove è ancora presente un forte la nazionalità, in qualche modo il peso dello Stato media coordinandosi, no? Pensiamo alle politiche fiscali, no? C'è un coordinamento delle politiche fiscali, non c'è ancora una fiscalità unica e siamo così birichini da farci a volte anche un po' di concorrenza sotto il profilo delle politiche fiscali in Europa. Ma è un percorso, come diceva Francesca Vianello, l'Europa non è statica, è un percorso e di volta in volta dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in poi si è sviluppata per tappe attraverso anche i meccanismi, prima di tutti quello della cooperazione rafforzata, ne è un esempio l'Unione, la moneta europea, no? Siamo partiti in pochi e poi via via chi aveva i requisiti per entrare in un'area omogenea che possa essere gestita con un'unica politica comunitaria, monetaria in questo senso, ha raggiunto il team di partenza. Quindi si procede in questo modo. Cosa che funziona già bene e che diamo un po' per scontato, non lo conosciamo bene. Sarò rapidissima e condivido lo schermo. Scusatemi che ho il... Allora, eccolo qua, mi si era coperta l'immagine. Ecco, impresa in un giorno, lo vedete qui in alto, .gov.it, noi lo chiamiamo il portale dello sportello unico attività produttive, è il SUAP, lo SUAP per quanto riguarda il mondo italiano, ma in qualche modo è il nostro snodo nazionale del Single Digital Gateway, quindi si parla di un unico punto di riferimento. Se io entro nel sito Your Europe, quindi Your Europe è il sito di riferimento per i cittadini e le imprese dell'Unione Europea, ma da lì si andranno a snodare tutti i servizi in digitale per le imprese e i cittadini che devono avere anche un'accessibilità, una fruizione transfrontaliera, quindi in futuro potremo accedervi non solo con SPID o CNS, ma anche con eIDAS, quindi da un paese all'altro chiedere documenti tranquillamente tramite servizi digitali. Su cosa volevo focalizzare? In particolare, vedete, l'impresa e il comune, l'impresa e la PA, l'impresa e l'Europa. Per saperne di più, entro, esploro, quindi vado a vedere la rete che dà informazioni e assistenza alle imprese in Italia che vogliono svolgere la propria attività all'estero, oppure al contrario, se sono un'impresa straniera, posso vedere il Doing Business in Italy e per saperne di più approfondire. Rimanendo dalla nostra parte, per saperne di più, oltre a vedere le news ad esempio, entro negli approfondimenti e vado a consultare la guida ai diritti delle imprese.
è edizione 2022, è ancora attualissima e qui troverò tutto quello che le imprese forse ancora non conoscono quando parlano di Europa in termini di altra entità lontana da noi. L'Europa siamo noi, la viviamo ogni giorno e qui posso anche accedere alla rete, ad esempio EUGO, che mi mostra quali sono, accept all, tutti i points of single contact nei paesi dell'Unione Europea, quindi dove voglio andare di bello a espandere il mio business. Ecco, questa non per intristirla, ma è la rete amministrativa, chiamiamola così. Poi, quando parleremo con Mazzariola e Gonzales, vedremo qual è l'aspetto strategico dell'usare, no, la possibilità di stabilirsi nel mercato comunitario per fare business, quindi è realizzarsi e concretizzarsi dei sogni dei padri fondatori, la libertà di circolazione, la libertà di stabilimento, la libertà di fare impresa in Europa. E quindi voglio vedere un qualsiasi paese, entro, prendo contatto col single point, contact point, vedo le informazioni e dopo essermi orientata in questo senso dal punto di vista amministrativo, magari mi rivolgo invece agli sportelli che mi aiutano anche con l'aiutino finanziario, se vogliamo, oppure cerco il partner di riferimento se ho un progetto comunitario, no, che voglio presentare, oppure ancora cerco un partner tecnologico, quindi vado a Europe Enterprise Network, quindi Eurosportello Veneto di Unione Camere, a chiedere un aiuto per trovare un partner. Quindi questo è semplicemente l'input che voglio dare per approfondire le opportunità che già ci sono. Interrompo la condivisione per non rubare ulteriore tempo. Questo quindi allegheremo per i partecipanti anche la guida che appunto è scaricabile online, ma insomma è la guida ai diritti delle imprese dove viene approfondito proprio quello che è il ruolo dello sportello unico per le attività produttive e in qualche modo tutto quello che fa riferimento alla direttiva servizi in Europa e i servizi di assistenza che sono disponibili. All'interno della guida ci sono anche dei casi simpatici che riguardano l'IVA oppure l'apertura di un esercizio commerciale, come faccio ad aprire una società in Croazia, una filiale o quello che è. Insomma, ci sono casi concreti, andate a vederli e utilizzateli per sentirvi a casa in Europa. Ora introduco invece una, diciamo appunto, Erasmus per giovani imprenditori. Chiedo a Aileen Gonzalez di Eurosportello Veneto, quindi punto EEN, Enterprise Europe Network. Il punto più vicino a casa nostra, parlando qui da Venezia, è Alvega, no? Accennava Filippo Mazzariol. Ma in qualche modo cosa fa? Quotidianamente dialoga dentro il network EEN, che è un network comunitario, basta inserire online EEN, Enterprise Europe Network, e come ho visto io tutti i contact point EUGO, la rete amministrativa, potrò trovare tutti i contact point sia di Europe Direct, la rete per i cittadini, sia di EEN, la rete per le imprese. Quindi questi network permettono veramente di dialogare con le opportunità che sono nell'altro paese ed avere persone preparate che ci guidano alla fruizione dei servizi disponibili, molto spesso gratuiti. Prego Aileen, a te l'introduzione di questo programma che ormai ha una sua storia perché funziona bene da parecchio tempo. Prego. Sì, grazie Chiara, grazie Francesca di questa opportunità. Sono anni che partecipiamo sempre per la Festa dell'Europa perché appunto l'Erasmus for Young Entrepreneurs riprende questo spirito europeo, no? Questo spirito di andare a fare comunità in quello che è il Single Market Program, presentando un'opportunità per crescere da imprenditori. Io adesso provo a condividere il mio schermo e spero che mi fate un segno se lo vedete. Vedete il mio schermo? Sì? Sì, Ok, perfetto. faccio... Se vede ancora? Ci siamo? Sì. Ok. Perfetto. Perfetto, ok. Cosa è l'Erasmus per giovani imprenditori? Riprendo un po' di quello che diceva Chiara prima, no? Ci sono progetti a gestione diretta con la Commissione europea e progetti a gestione indiretta, ovvero soldi che arrivano in Italia, che arrivano qua a Venezia, che arrivano nella regione del Veneto, perché e gli attori, le pubbliche amministrazioni, gli attori comuni hanno fatto un bando
a una pubblica amministrazione in una regione e hanno avuto questi progetti, e altri progetti come l'Erasmus for Young Entrepreneurs e la Rete Enterprise Europe Network, che sono progetti a gestione diretta con la Commissione europea, ovvero, e questo è una cosa bellissima, no? Perché il progetto arriva alle mani vostre, alle mani dell'utenza, già è digerito. Il progetto arriva sotto forma di un servizio, ok? E quello che vengo a presentare a voi non è la possibilità di fare un progetto, sino di partecipare, ossia di essere il target attuatore di questa opportunità. Cosa è l'Erasmus for Young Entrepreneurs? È un programma che è stato creato 15 anni fa e è stato creato con lo spirito di creare un network fra aspiranti imprenditori alle prime armi con la sua impresa, startups e imprenditori affermati. Ossia, è un semplice programma di mentoring, ma mentoring internazionale all'interno dei 27 Stati membri dell'Unione Europea e da un tempo, da qualche anno a questa parte, include paesi e paesi candidati, paesi partner del Single Market Program e anche paesi, quello che le chiamano extra UE, in un'azione pilota dove sono inclusi Stati Uniti, Israele, Canada, Corea del Sud, Taiwan e Singapore. Cosa vuole dire il programma? Mi soffermo su questa, e questa è se voi prendete questo messaggio, vi portate questo messaggio a casa, già avremo finito questo, perché questo è il core business di questo progetto. Che cos'è? Questo progetto prova a creare una piattaforma di collaborazione fra una persona che ha l'idea di aprire un'impresa o che l'ha aperto da poco tempo e ha bisogno di capire o di testare le sue idee e soprattutto di avere un confronto con un'altra persona, che in questo caso sarebbe quello che chiama la Commissione Europea un host entrepreneur, ovvero un imprenditore ospitante che non è altro che una persona che ha un po' di esperienza nella gestione impresariale e si rende disponibile a ospitare a questa persona all'interno della sua azienda e nell'ambito internazionale, ovvero per creare un scambio di competenze, uno scambio di esperienze, di idee e una collaborazione imprenditoriale. Questo programma prende lo stimolo dell'Erasmus perché prevede il viaggio, prevede uscire dalla propria casa, andare ad un altro paese, però a differenza dell'Erasmus Plus, i progetti di formazione, tutti i progetti che tutti conosciamo, perché ormai l'Erasmus Plus è il progetto più famoso europeo a livello mondiale, e l'Erasmus per giovani imprenditori è un progetto rivolto all'imprenditoria. Ok? Lo scopo è creare un'azione di mentoring, dare l'opportunità a qualcuno che ha le prime armi, che non sa se vuole o no diventare imprenditore, che non sa se questa potrebbe essere la sua strada. Commissione Europea le dà l'opportunità a questa persona, attraverso questo programma, di andare all'estero. Come è questa opportunità? Questa persona si registrerà poi in un database, presenterà la sua candidatura, troverà questo host entrepreneurs e quando questa persona viaggia a questo paese riceverà anche un finanziamento a fondo perduto da parte della Commissione Europea. Questo tutto è molto semplice nella sua struttura, ma molto efficiente. Stiamo parlando, questo programma ha 15 anni, ed è quando è stato lanciato, stiamo parlando che sono state create più di 15.000 relazioni in tutta Europa e anche in questi paesi candidati di cui vi ho parlato sempre, e ha una tassa di successo del 98%. È molto interessante. Ok? Io continuo ad andare avanti un po' per iniziare a capire, a andare in profondità, perché tu diresti, ma perché io mi devo andare? Perché mi devo andare all'estero con la mia impresa? Vabbè, va bene, questo perché? Intanto, come diceva Chiara prima, o probabilmente anche Francesca, tutto questo lavoro verso l'Europa ha un senso. Cioè, gli italiani, noi italiani, perché sono italiana anche io, sono diventata da poco italiana, noi italiani dobbiamo smettere di pensare che l'estero è la Spagna o che l'estero è la Germania. E l'estero è, per un italiano, è il Giappone, è il Sudafrica, perché Spagna, Austria e Slovenia è parte del Single Market Program, per cui è il nostro paese. E questa è la ragione per cui Europa investe tanti soldi, investe tante risorse, tanti sforzi in fare capire questo a tutti i cittadini europei e soprattutto per approfondire e per crescere la connessione nelle reti imprenditoriali. Una delle cose più grandi e più belle che ha
Europa e in particolare il Veneto sono le piccole e medie imprese. E sappiamo che i piccoli sono forti quando si uniscono, quando creano cluster, quando creano rete di collaborazione. Per cui, perché ti imbarchi in uno scambio? Intanto perché questo scambio ti permetterà aprire la mente ai nuovi mercati, testare il tuo prodotto, capire nuove idee, no? Potresti capire appunto come funziona il mercato in un altro paese e scoprire modi diversi di fare affari, rafforzare le competenze settoriali, incontrare imprenditori del successo e come avevo detto prima, attraverso questo programma otterrete un supporto finanziario da un programma della Commissione europea. Ok? E questo è molto importante. Questo è un finanziamento a fondo perduto, così come funziona la borsa Erasmus. Solo che il New Entrepreneurs che applica nell'Erasmus for Young Entrepreneurs non è un borsista, non è un studente, ma un aspirante imprenditore o una startup. Per partecipare come New Entrepreneurs, la unica cosa che si deve essere è essere veramente intenzionato a aprire un'attività o averla aperto non più di 3 anni. E questo è il bello. Non esiste un limite di età. A tutte le persone che stanno ascoltando adesso, che sono sulla quarantina, la cinquantina, anche 60 anni, questo programma permette a tutte le persone, sen importare livello educativo e settore, età, di fare un'esperienza all'estero finanziata dalla Commissione europea per testare la propria idea imprenditoriale. Io, che sono un'impiegata di Unioncamere del Veneto, ma mi piace tanto fare la pignata venezuelana perché io sono pignata e vorrei capire come faccio a mandare il mio business, io potrei, volendo, chiedere una vacanza, chiedere un'aspettativa di 2 o 3 mesi e con 50 anni creo un business plan e vado a Spagna a approfondire sulla mia idea di business. Questo è una potenza incredibile, se tenete conto che proprio tutti i programmi di mobilità al momento hanno dei parametri molto rigidi per quanto riguarda l'età, per quanto riguarda le competenze. Se vuoi fare un Erasmus e studenti deve essere sottoscritto a un percorso accademico. Questo invece è un programma molto libero perché quello che si cerca è prima fare entrare in contatto alle imprese, entrare in contatto in un modo creativo, in un modo trasversale e dare l'opportunità proprio a tutti. Certo che per partecipare devi dimostrare di essere motivato, devi dimostrare che veramente sei intenzionato a aprire un'impresa, ma come lo dimostri se non hai l'impresa? Lo dimostrerai attraverso un business plan, ok? Questo è importantissimo, è una condizione sine qua non per partecipare. Chi vuole partecipare in questo programma deve esporre la propria idea di business in un business plan. E voi direte, ah sì, ma scusa, come faccio per il business plan? Bueno, come fai? Qua funziona il sistema delle Camere di Commercio del Veneto che hanno i bellissimi e super skilled sportelli nuova impresa, dove ogni mese si lanciano percorsi di supporto all'imprenditoria. Ok? Questo Unioncamere del Veneto ha come mission, una delle mission, è un'area, proprio l'area orientamento al lavoro e all'imprenditoria e creiamo tutti gli anni, tutti i mesi, facciamo in collaborazione con tutto il sistema delle Camere di Commercio del Veneto percorsi di approfondimento per creazione di imprese e per supporto all'imprenditoria. Ok? Di questo non vi dovete preoccupare perché c'è tutto un sistema che vi regge. E tra l'altro, beh, va bene, devo dirlo perché questo è un progetto, è gratuito, ovvero non dovete pagare, però a me non piace dire che è gratis, perché tutte le iniziative europee sono state pagate con i soldi dei cittadini europei. O sea, le vostre è come quando andate a farvi una visita all'ospedale, dice, ah, è gratis, non pago. No, pagate perché avete pagato le tasse, se non l'avete pagato voi l'avrà pagato il vostro genitore o la mamma, il papà, chiunque, ok? Questo progetto non dovete pagarlo perché è finanziato dalla Commissione europea, per cui è un'opportunità per voi e qua e siamo qua appunto molto vicini perché siamo qua al Vega, no? Queste sono appunto le condizioni per diventare new entrepreneurs. Però ci sono anche, tu diresti, vabbè, ok, questo è l'imprenditore che parte, ma l'imprenditore che resta, l'imprenditore che ospita, perché qualcuno vorrebbe fare una roba del genere? Perché qualcuno aprirebbe la porta delle sue imprese per ospitare una persona di un altro paese? Vabbè, perché appunto mi collego al discorso che avevo detto prima, perché se non sei nel mercato, il Single Market Program, se non sei in tutta Europa, la tua impresa ha pochi anni di vita, perché qua
e gli italiani, i francesi, i portoghesi devono pensare che i suoi clienti sono tutti i cittadini che sono composti dell'Unione Europea. Per cui è necessario, è importante questa contaminazione. Noi abbiamo registrato tanti host entrepreneurs che hanno un po' di difficoltà con la lingua, che vogliono registrarsi appunto perché vogliono ospitare qualcuno, sono interessati nel mercato portoghese, ospitano un aspirante imprenditore del Portogallo che può aiutarli, non so, per esempio a tradurre il sito web o può aiutarli a capire come si inserisce determinato prodotto in questo mercato o può aiutare a sviluppare un prodotto. È sempre un vantaggio, è sempre aprire le porte a qualcuno che va a portare una cosa di arricchente e buono alla tua impresa. Anche là, questo programma è gratuito per i host entrepreneurs, ovvero non devono pagare niente, non devono neanche occuparsi amministrativamente del supporto finanziario che viene erogato agli new entrepreneurs, perché appunto questa persona riceve un finanziamento a fondo perduto ogni mese dalla sua organizzazione intermediaria, per cui è semplicemente una persona che viene a darti una mano. Ok? Che viene a darti una mano per un progetto comune, per creare qualcosa insieme. E le condizioni per ospitare sono molto semplici. Le condizioni, vado qua direttamente a questa slide, deve essere residente di un paese dell'Unione Europea, deve essere il proprietario o l'amministratore di una piccola e media impresa o una persona direttamente coinvolta a livello del comitato direttivo, deve avere un po' di esperienza, perché questo è quello che va a trasferire, ossia questa persona fungirà un po' di mentore, per cui deve dimostrare che ha un'esperienza imprenditoriale maggiore di 3 anni e essere disponibile a condividere le proprie conoscenze, la vostra esperienza con un imprenditore e appunto essere disponibile a fungere da mentore. Queste sono le condizioni per partecipare come host entrepreneurs. Ne abbiamo tantissime. Io passo veloce. Questo è interessante da capire perché questo programma è nello specifico destinato a piccole e medie imprese. Vuol dire micro, vuol dire un'impresa da una sola persona, fino a 250 impiegati. Devono avere un fatturato annuo non maggiore di 50 milioni di euro, con un totale di bilancio annuo di 43 milioni di euro. Per cui vedete che è aperto. Certo che non sono eleggibili le transnazionali, per esempio, le franchise non sono eleggibili perché questo tipo di imprese non cercano appunto la collaborazione. Se il programma è stato creato apposta, perché se il host entrepreneur, ovvero il padrone dell'azienda, è quello che andrà a dialogare con i new entrepreneurs, non può essere questa persona il capo, il CEO di una grande transnazionale, perché sennò le possibilità di andare a parlare con questo piccolo aspirante imprenditore sono molto scarse. È quello che cerca il programma, è proprio creare questo contatto, creare questi momenti di condivisione. Questa è la piattaforma dell'iniziativa e le slide sono state inviate a Chiara prima, per cui anche lei nel pacchetto, scusi, io guardo qua perché ho 2 computer e sto guardando da te qua, Chiara, per cui invierai sicuramente le slide alla fine, Chiara e Francesca, alla fine di questa presentazione. E a me piace, ho fatto lo screenshot apposta di questa pagina perché Gianpietro Calai è un imprenditore nostro, è stato supportato da Newcomer del Veneto, è un host entrepreneur e lui ha fatto un'esperienza pazzesca. La sua foto è là perché ha vinto l'Innovation Awards nel 2023. Come lo ha vinto? L'ha vinto con il suo New Entrepreneurs. Gianpietro e il suo New Entrepreneurs Oscar Ruiz della Spagna hanno progettato un drone per il trasplante di organi. Era un'azione, un progetto pilota, guarda, una figata pazzesca, bellissimo, un progetto molto bello. Noi abbiamo promosso a Gianpietro la sua candidatura come il host entrepreneur dell'anno. Lui è andato a Santiago de Compostela, ha fatto il suo speech, tutta la rete lo ha votato e ha vinto l'Innovation Awards 2023 per questa bellissima esperienza. E Gianpietro continua a ospitare gli entrepreneurs di tante parti, adesso ha anche un ragazzo, un'altra persona della Spagna e è molto molto convinto di questa iniziativa, veramente è una bella best practice. Come funziona? Io non so, Francesca, ho tempo, vero? Altri 5 minuti, 10 minuti?
5 minuti, dai, 5 5 minuti, minuti. ok. Lo scambio funziona tutto attraverso della piattaforma, se fa la candidatura, se scegliete a noi, Unione Regionale delle Camere del Commercio del Veneto, noi andremo a vedere la vostra candidatura e vi supportiamo su tutto il processo, no? E in 15 anni sono state supportate più da 2000 imprenditori italiani, hanno partecipato al programma, e Unione Camere del Veneto ha supportato più di 300. Io ho 5 minuti, vado velocemente, speriamo che si apra. Questo link si apre. Sì, le storie del successo, perché io non lo vedo qua, lo vedo di qua. Ah, ok, io non lo vedo qua. Vedete, questa è la pagina, perché io non vedo? Ok, sono qua, le storie del successo. Volevo mostrarvi a Gabriele. Gabriele mi piace un sacco, perché è una cosa entrepreneurs italiana e veneziana. Gabriele è austriaca e ha deciso di vivere a Venezia. E ha un tagliere bellissimo, lei è un'artigiana di scarpe su misura, sono delle scarpe favolose, lei ha proprio mostrato le sue creazioni in questa famosa incontro Homo Faber, ve lo ricordate tutti, alla Giudecca. Un paio di scarpe di Gabriele costano 2000 euro, per farvi un'idea, no? Gabriele adesso sta ospitando un ragazzo della Polonia. Ha ospitato prima una ragazza della Slovenia che voleva appunto imparare a fare le scarpe come lei. Ha ospitato dopo a un ragazzo della Spagna che le ha aiutato nell'azione di marketing e adesso è con un'altra persona. Per esempio abbiamo altre storie bellissime. Gian Maria Palombo è un filmmaker, ha fatto un scambio molto molto bello nel Portogallo creando dei documentari. Marco Filippi è un imprenditore veneto, anche lui. Lui ha una storia molto bella, anche lui. Lui ha iniziato con un'idea, lui voleva creare un'app per la mobilità. Andato nell'Inghilterra, ha fatto un scambio di 6 mesi, è tornato in Italia, ha creato la sua impresa Wego. Oggi Wego è presente in Italia, Portogallo, Malta e Inghilterra. Questo ragazzo che vedete qua ha vinto il premio PIT, l'imprenditore più digitale, l'anno scorso per la Camera di Commercio di Vicenza, e veramente mi è piaciuto perché lo conosciamo da tanto tempo. Prima è stato New Entrepreneurs, quando ha acquisito le competenze è diventato Host Entrepreneurs e adesso appunto sta comunque usufruendo di questo programma. Io mi fermo con la presentazione perché rimanevo 5 minuti, sono fedele a questo e volevo dirvi appunto, questa è un'iniziativa molto bella, ci siamo noi, potete bussare alla nostra porta. Il team Erasmus for Young Entrepreneurs è composto da 4 persone e siamo in questo progetto da 15 anni. Siamo anche coordinatori di un consorzio europeo, per cui abbiamo partners al momento a New York abbiamo partner a New York, in Turchia, in Germania, in Slovenia, in Spagna, più tutto il network di cui avete visto prima. Quindi anche Quindi, oltre i paesi membri dell'Unione sì, Europea c'è il oltre ai paesi network allargato Erasmus allargato, World. sì. Noi abbiamo questo consorzio che sono questi partner, però certamente i nostri imprenditori fanno business con tutti gli imprenditori dei paesi elegibili nel programma. Per cui siamo qua, siamo disponibili, avete i nostri contatti. Io sono Gonzalez, Sì. facilissimo da ricordare. Comunque se chiedete per Perez, per Marquez, per qualsiasi cosa, sono io e potete sempre chiamarmi a Union Camere del Veneto. Ok? Grazie Grazie. infinite. Ti invito Ciao. a notare nella chat, come ha fatto Francesca, già il link perché in attesa delle slide che manderemo a tutti, magari si possa già vedere nel sito e andare a vedere soprattutto i casi che incoraggiano, soprattutto perché è un'esperienza, magari questa può essere un'informazione utile che si può spezzettare, no? Se uno vuole anche dire no, una settimana al mese per 3 mesi o per più mesi, insomma, è non deve interrompere del tutto la sua vita, ma può anche dosarla e andare con i piedi, insomma, più pesanti ad esplorare questa nuova opportunità. Grazie infinite Grazie, Chiara. adesso appunto nella chat trovate, appunto volevo richiamare il programma della festa dell'Europa Venezia, trovate la guida ai finanziamenti comunitari con il link diretto e trovate appunto anche già l'anticipo sulla notizia del passato, non è un anticipo, è il richiamo dello scorso corso di Euroformazione, così potete farvi un'idea perché è già fruibile online anche la registrazione dell'edizione passata. È
È un corso molto utile e assomiglia proprio a una guida pratica per stendere il vostro primo progetto per la richiesta di un finanziamento. Quindi vi invito a restare connessi perché appunto Europe Direct lo promuove insieme anche ad altri partner del network. E non rubo altro tempo, ridonerei la parola a Filippo Mazzariol, proprio perché possa espandere la rete dei punti di accesso ai servizi sui territori della Commissione europea. Quindi dire Enterprise Europe Network, cosa vuol dire? Vuol dire un network a disposizione delle imprese, quindi quali sono le richieste più comuni. So che è un parterre di slide che poi restano come patrimonio perché le informazioni sono molte, quindi ognuno si può prendere appunti, ma poi anche ritrova le indicazioni. Ci sono alcune opportunità molto facili da cogliere che sono rilanciate, lo dico come Camera di Commercio, sempre anche dentro le newsletter, che sono anche i brokerage event, quindi dei B2B molto tecnici anche sull'innovazione, sono molto interessanti. Però ci sono molti altri servizi, quindi non rubo altro tempo e lascio la carrellata a Filippo Mazzariol. Prego. Sì, grazie Chiara. E dunque, appunto, come si diceva, oltre ad Erasmus per giovani imprenditori, Camera del Veneto, assieme a tutti i partner della rete Enterprise Europe Network, offrono una serie di servizi alle imprese che spaziano appunto da servizi per l'innovazione a quelli per la digitalizzazione, servizi finanziari, per il mercato unico e per l'accesso ai finanziamenti. Ora condivido con voi una slide. Dunque, eccolo qui. Vediamo un attimo. Soluzione. Eccolo. Ecco. Eccoci, si vede bene? Lo vedete? Sì, 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 perfetto. Bene. Allora. Dunque, allora, diciamo, la presentazione è abbastanza lunga, ma cercherò di andare veloce anche perché il tempo è un po' tiranno. Ad ogni modo, molto velocemente, la rete Enterprise Europe Network è una grande rete mondiale che è appunto finanziata dall'Unione Europea e supporta le imprese nei vari processi di internazionalizzazione, di miglioramento della competitività nei settori commerciali e dello scambio tecnologico. Esistono più di 600 organizzazioni attive sul territorio di più di 50 paesi europei ed extraeuropei, quindi è una rete che copre anche paesi che vanno al di là dell'Unione Europea. E sostanzialmente che cosa fa la rete a cui partecipiamo noi come coordinatori del consorzio Friend Europe per il Nord-Est assieme ad altri partner? Che cosa facciamo? Forniamo assistenza per ottenere informazioni su politiche, legislazioni, opportunità dell'Unione Europea, ma anche per individuare delle strategie di sviluppo e di miglioramento nel campo dell'innovazione e della competitività. Promuoviamo anche processi di internazionalizzazione, per esempio aiutiamo ad individuare partner commerciali e organizziamo missioni di incoming e outgoing, cioè missioni sostanzialmente in cui facciamo venire delle delegazioni di imprenditori oppure accompagniamo delle missioni di imprese all'estero nell'ambito di eventi B2B, come ricordava Chiara prima. Inoltre promuoviamo appunto l'accesso a degli strumenti finanziari e altri programmi di finanziamento dell'Unione Europea. Allora, in questa slide vedete chi sono i partner della rete, sostanzialmente oltre appunto ad Unione Camera del Veneto c'è Veneto Innovazione, SMACT Confindustria e il CNR di Padova per il Veneto. In Trentino Alto Adige abbiamo l'IPSE e Noi Tech Park di Bolzano.
per il Friuli Venezia Giulia abbiamo appunto Informest, la Camera di Commercio di Pordenone e Udine, Concentro, che è l'azienda speciale di Udine e Pordenone, l'Area Science Park di Trieste e Aries, sempre della Camera di Trieste e Gorizia. Allora, velocemente i servizi. Allora, uno dei primi servizi è quello degli assessment aziendali, no? Quindi che permettono un po' di conoscere la propria azienda. In sostanza, sostanzialmente c'è un primo contatto, un primo incontro con l'azienda e questo serve per capire il grado di maturità dell'impresa. In questo caso, sostanzialmente, gli esperti della rete identificano le potenzialità dell'impresa e vengono pianificate le azioni da intraprendere per migliorare la competitività dell'azienda stessa, quindi si fa una sorta di analisi SWOT, quindi punti di forza e debolezza, stato dell'arte tecnologico, livello di digitalizzazione, sostenibilità del business e quant'altro. Sulla base di questo poi verranno rilevati i bisogni e offerti i servizi che andranno a comporre l'action plan dell'azienda, quindi il piano un po' d'azione. Ecco, servizi per il mercato unico sono sostanzialmente 4 in questo caso. C'è quello che riguarda il regolamento REACH, quindi REACH sapete sostanzialmente prende il nome da una direttiva europea sulle sostanze chimiche, sempre di più le aziende che producono o trattano, importano sostanze chimiche devono rispettare questo regolamento. Ecco, lo sportello serve per dare sostanzialmente consulenza su questi aspetti. Poi c'è un servizio che riguarda l'etichettatura e la sicurezza dei prodotti, quindi sostanzialmente come etichettare correttamente dei prodotti, non solo nell'agroalimentare o nel tessile, ma anche in altri settori. Informazioni sulle politiche e la legislazione europea a livello generale e poi un supporto alle start-up e alle scale-up, oltre a quello che ha già illustrato Eileen. Ecco, qui ci sono dei dettagli ulteriori sui servizi. Allora, questo servizio è portato avanti in collaborazione con il partner Confindustria Ventro SIAV, quindi in sostanza rispondiamo a dei quesiti puntuali sull'applicazione del regolamento e ci avvaliamo anche di un helpdesk nazionale che dà appunto risposte a quesiti complessi posti dalle imprese. Dell'etichettatura abbiamo detto ed è svolto in collaborazione con il laboratorio chimico della Camera di Commercio di Torino. Politica e legislazione europea, appunto in collaborazione con i colleghi della delegazione di Bruxelles, appunto il nostro ufficio a Bruxelles, quindi offre un servizio informativo di orientamento in merito alle politiche e alle opportunità offerte dalle istituzioni europee, e poi appunto il supporto startup e scale up in collaborazione con gli sportelli Nuova Impresa delle Camere di Commercio del Veneto e anche il programma Erasmus for Young Entrepreneurs di cui abbiamo appena sentito. E abbiamo poi il secondo lotto, diciamo, di servizi, vado un po' veloce, quindi per l'internazionalizzazione. Allora abbiamo Trova i mercati target, sostanzialmente si tratta di analisi di mercato per le imprese, la ricerca di partner all'estero o anche a livello intracomunitario, no? Come diceva Chiara inizialmente, tramite una banca dati di ricerca partner che si chiama POD, un assessment finanziario, quindi una valutazione sull'affidabilità dei propri partner commerciali, che prende il nome anche di servizio Mode Finance, e poi appunto gli incontri veri e propri di matching e di B2B, quindi eventi di incontro tra imprese. Abbiamo poi dei servizi per la internazionalizzazione e il trasferimento tecnologico. Ecco, vediamo magari le schede più in dettaglio. Analisi di mercato, questo è svolto assieme a Trentino Sviluppo, quindi alla fine l'azienda riceve un'analisi di mercato, quindi un report che identifica mercati target nei quali poter intraprendere azioni di accesso al mercato. Per quanto riguarda invece il POD, ecco, questo si tratta di una banca dati che ha più di 4.000 profili di imprese provenienti da tutti i paesi europei, quindi viene svolta una ricerca personalizzata secondo una serie di parametri
e c'è la possibilità anche di promuovere il proprio profilo di cooperazione aziendale, quindi ricerca di potenziali partner commerciali e tecnologici all'estero. Il Mod Finance, come si diceva, serve a valutare se il partner identificato è solvibile, ha una solidità finanziaria, quindi aiuta le imprese a decidere se iniziare una collaborazione di tipo commerciale con un proprio partner europeo. B2B, naturalmente, ecco, organizziamo anche eventi di brokeraggio che si svolgono in genere all'interno di fiere o di convegni internazionali. In questo caso i membri della rete aiutano gli imprenditori a incontrare dei partner per sviluppare una serie di relazioni commerciali o anche per favorire il trasferimento tecnologico. Ecco, le aziende possono visionare i profili dei partecipanti tramite la piattaforma, scegliere quelli di loro interesse e ricevere un'agenda personalizzata degli incontri da effettuare durante l'evento e in molti casi c'è anche l'accompagnamento diretto da parte di un nostro funzionario, di un nostro esperto all'evento, se il numero di aziende naturalmente è congruo. I servizi per l'internazionalizzazione, anche qui diciamo è rivolto ad aziende che vogliono internazionalizzarsi e ricercare nuove tecnologie all'estero. Quindi si tratta di un servizio di informazioni su legislazione, politiche europee, mercato unico, contrattualistica, appalti, marcatura CE, eccetera. Ecco, come dire, il terzo pilastro, chiamiamolo così, dei servizi è quello che riguarda il trasferimento tecnologico e la gestione dell'innovazione e della ricerca. Ecco, ne abbiamo parecchi, dall'assessment dell'innovazione alla ricerca di partner tecnologici, dal supporto nel gestire la proprietà intellettuale alla partecipazione al B2B, però di carattere tecnologico, alla validazione di risultati di ricerca e alla ricerca di tecnologie. Abbiamo poi un segmento specifico che riguarda i servizi per il digitale, un tema molto in crescita. Quindi sostanzialmente abbiamo un servizio come dire, di assessment digitale per conoscere il livello di maturità digitale dell'impresa. Un altro servizio che si chiama Checkup Canali Digitali, che permette di ottimizzare la presenza dell'azienda richiedente online, e poi altri servizi avanzati di digitalizzazione in collaborazione in particolare con Smart, che è uno dei soci della rete. Allora, in particolare eh, l'assessment digitalizzazione è svolto in collaborazione con gli sportelli PID, cioè i punti di innovazione digitale delle Camere di Commercio Venete e con l'IPSE. Quindi vengono utilizzati strumenti come il selfie o lo Zoom 4.0 e viene anche ottimizzata la presenza su internet dell'azienda, quindi sostanzialmente c'è un controllo anche della home page. Ecco, se posso, Filippo, Prego. solo un di cui su quella slide, giusto per far capire il valore dei network. Ecco, il sistema delle Camere di Commercio italiane, fin dal primo piano Industria 4.0 del 2016, si è collocato come primo anello, primo orientamento alle imprese sulla politica comunitaria, proprio Industria 4.0, e si raccorda costantemente con il network dei competence center attivati come invece anelli più importanti di questo network, e quindi il passo è in scala proprio. PID, punti impresa digitali sui territori del sistema delle Camere di Commercio, poi Digital Innovation Hub, che possono essere sia quelli riconosciuti dall'Unione Europea ufficialmente, sia il network anche presso le associazioni di categoria sui territori, ma soprattutto competence center, quindi sono 7-8, adesso non ricordo esattamente la cifra, accreditati presso appunto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e che in qualche modo sono collegati anche alla rete dei centri di ricerca che aiutano proprio le imprese a mettere sul piatto i progetti di innovazione e anche ad avvicinarsi ai finanziamenti, quindi, ma soprattutto a collaudare proprio la base del progetto. Prego, scusami, era proprio per capire il valore della rete, il valore della rete, prego. Grazie Chiara per questa precisazione. Naturalmente appunto queste sono slide riassuntive che
appunto poi meritano anche degli approfondimenti ulteriori, giustamente. E sempre continuando con la digitalizzazione, abbiamo il servizio Checkup Canali Digitali in collaborazione con Semantic. E attraverso questo servizio, che devo dire ancora in via di attivazione, comunque sarà possibile verificare l'ottimizzazione del sito web e dei canali social dell'azienda. Quindi viene definito il modello di business da perseguire, analizzata la propensione alla navigazione del sito anche da smartphone e la presenza sul sito di motori di ricerca e oltre che sui principali social network, quindi appunto un servizio di ottimizzazione della presenza online dell'azienda. Con SMACT poi invece vengono forniti all'impresa anche tutta una serie di altri servizi avanzati per la digitalizzazione. Ecco, ricordiamo che tra l'altro è in via di costituzione anche lo European Digital Innovation Hub per il Veneto, che prenderà il nome di Neural e che fornirà una serie di servizi anche in questo senso. Abbiamo poi un tema molto attuale che è quello della sostenibilità, quindi sostenibilità ambientale, sociale, economica anche, perché no? E sostanzialmente permette alle aziende di capire quanto sono sostenibili. Quindi è prevista una valutazione della sostenibilità, quindi un assessment. C'è un altro servizio, diciamo, che in qualche modo insegno, permette, scusate, alle imprese di redigere un bilancio di sostenibilità, e poi abbiamo anche una newsletter dedicata appunto sulla responsabilità sociale d'impresa, che è un tema sempre in maggiore espansione ecco, presso le imprese. In particolare sulla sostenibilità in collaborazione con noi Tech Park e anche con il CNR di Padova, forniamo alle imprese un percorso di valutazione del livello di sostenibilità dell'azienda in modo da migliorare la sua competitività, insomma, a livello di mercato. I consumatori, ma anche diciamo, le catene del valore, quindi i fornitori, attribuiscono un valore sempre maggiore a questi aspetti. Con EcoCerded invece abbiamo in collaborazione il servizio appunto relativo al bilancio di sostenibilità, quindi vengono supportate le piccole e medie imprese attraverso una serie di sessioni formative e laboratoriali combinate con l'utilizzo di piattaforme digitali in modo da consentire alle aziende di elaborare in autonomia, anche se in maniera guidata, il bilancio di sostenibilità secondo appunto i criteri ESG, quindi environmental, social e governance. Del CSR abbiamo detto, ecco, una newsletter che ha cadenza mensile, questo è uno strumento informativo per rimanere aggiornati sulle principali novità in ambito di responsabilità sociale di impresa. E andando verso la fine abbiamo il servizio per l'accesso ai finanziamenti, quindi programmi europei, sostanzialmente si tratta di un servizio di orientamento sui programmi europei e di un po' di prevalutazione, ecco, di screening delle proposte progettuali presentate. C'è poi tutto il tema del crowdfunding, quindi questo nuovo strumento per la raccolta fondi in maniera diffusa per avviare o sostenere un'idea imprenditoriale. C'è il servizio Euroappalti, di cui poi appunto vi spiegherò più in dettaglio, e poi un servizio che riguarda anche l'accesso al credito. Allora vediamoli un attimo in dettaglio. Con questo servizio tutti i partner della rete forniscono una serie di informazioni sui vari programmi di finanziamento europei a gestione diretta, indiretta o decentrata, e supportano anche le imprese e gli enti del territorio nel ricercare partner esteri per formare dei consorzi diciamo internazionali in modo da poter partecipare ai programmi, ai vari bandi, insomma, relativi ai programmi europei.
E il crowdfunding, questo è sviluppato in collaborazione con Fondazione Fenice e Eurocrowd. Sostanzialmente viene verificata la potenzialità e la fattibilità del progetto che vuole avvalersi dello strumento, diciamo, di finanziamento diffuso. Viene data assistenza anche su come creare una campagna di crowdfunding e poi viene effettuato un monitoraggio dei risultati e anche la restituzione di un rapporto e un follow-up rispetto a quanto fatto. Con il servizio Aeroappalti invece l'obiettivo è quello di facilitare l'identificazione di una serie di opportunità offerte dagli appalti pubblici europei e di orientare anche la partecipazione delle imprese interessate. Quindi sostanzialmente si tratta di un servizio di informazione e assistenza sulla partecipazione agli appalti pubblici europei. L'accesso al credito, questo è un servizio informativo che riguarda appunto le opportunità e le modalità su come accedere a finanziamenti europei per start-up, ma non solo, prestiti, garanzie, microprestiti, capitale di rischio e altri strumenti, diciamo, finanziari, e permette di entrare in contatto con gli intermediari locali. Abbiamo poi come altri servizi quello della promozione della partecipazione al processo decisionale dell'Unione Europea, visto che appunto siamo in tema di festa dell'Europa, tramite la diffusione delle consultazioni. Quindi le consultazioni europee sono sostanzialmente come dire, degli strumenti che permettono sia ai singoli cittadini che alle organizzazioni interessate di come dire la loro in qualche modo circa dei temi che potranno divenire anche base legislativa, quindi base di direttive, regolamenti o quant'altro. Quindi ecco, in realtà anche se la cosa è poco conosciuta, è possibile far sentire la propria voce anche dal basso, no? Quindi anche influire nel ciclo di produzione delle leggi europee, che poi sono quelli che incidono maggiormente anche sul nostro paese, sulle nostre regioni. Ecco, questa è un po' la scheda riassuntiva. Ecco, io forse sono andato un po' veloce, ma ecco, volevo darvi una No, carrellata un po' esaustiva di tutti i servizi. Poi naturalmente chi è interessato può rivolgersi ai nostri riferimenti che lascio qui, oppure anche tramite la rete Europe Direct, di cui peraltro facciamo parte, e ecco, daremo una risposta a tutte, insomma. Quindi scriveteci, contattateci tramite i nostri vari canali, poi vedete siamo presenti anche con i vari social certo. e vi daremo una risposta. Grazie a tutti. Grazie veramente a Filippo Mazzariol perché la rassegna è completa. Mi permetto così da vicina di casa di Prego. estendere e aggiungere, guarda, condivido velocemente lo schermo per presentare, visto che ho messo il link. Ok, vediamo se me lo permette. Sì, direttamente con ecco qua, la sede di Bruxelles. La sede di Bruxelles di Union Camere del Veneto è ancora in Rue de Tervuren, è una bella sede condivisa con Regione del Veneto e lì si fa squadra per portare poi, per far arrivare vicino a casa le opportunità, perché appunto Eileen insieme anche a Filippo lavorano costantemente insieme a Eleonora Marton che è invece posizionata più spesso dalle parti lì a Bruxelles. In qualche modo si è vicini alle istituzioni europee e c'è anche la possibilità di essere domiciliati, questo è un ulteriore servizio, chiedete informazioni, in qualche modo può essere anche utile fare base, no? Per dei meeting che possono essere fissati con potenziali partner, ad esempio.
E vedo che da bravi hanno già anche pubblicato la, la guida del network ai finanziamenti europei, edizione 2024, quindi la trovate anche qui, oltre che nel sito di Europe Direct Venezia-Veneto, nel sito del Comune di Venezia, e questo è già un primo link che volevo assicurare. E poi c'è anche la questione di, un attimo solo che sposto, c'è anche sia Union Camere del Veneto, ma diamo luce anche insomma al nostro network più ampio a livello nazionale, Spazio Europa nel sito di Union Camere nazionale, unioncamere.gov.it. Spazio Europa è un aggiornamento costante, anche qui trovate novità legislative, trovate l'osservatorio bandi 21-27, quindi una tabella molto articolata e molto aggiornata in tempo reale, e volendo Union Camere del Veneto ce l'ha ancora più mirata, no? Come aggiornamento specifico, anche se volete essere supportati nella consultazione. E poi c'è Mosaico Europa, che è una bellissima rivista, un periodico che aiuta proprio a capire che cosa succede in Europa, nella casa comune. Quindi sono piccoli spunti che adesso metterò nella chat comune, ne ho già passati alla regia qualcuno, e in qualche modo ecco, è utile vedere proprio ad esempio l'osservatorio, no, 21-27 ha proprio un'informazione sulla programmazione, ma anche i bandi in tempo reale, quindi per vedere materialmente come si presenta è una tabella Excel proprio aggiornata in tempo reale, e quindi viene, adesso me la scarica, sta rotando, ma insomma in qualche modo vedete è molto concreta la questione, si va a consultare i bandi. Ovvio che senza l'orientamento diventa più complicato, quindi fate pure riferimento anche agli uffici sul territorio. Questa è la grande mappa di Union Camere Europa Bruxelles. Cosa vuol dire? La nostra casa madre, ma io guardi proprio chiudo perché altrimenti interrompo la condivisione, vado ad approfondire troppo. E in qualche modo c'è la nostra casa madre, diciamo Union Camere Bruxelles, abbiamo Union Camere Veneto a Bruxelles, quindi la Casa Europa è molto accogliente. Possiamo dialogare tranquillamente con le istituzioni comunitarie, quindi non sentiamole lontane. L'Europa non è altro da noi. Questo è il messaggio che vuole arrivare alle imprese. L'Europa siamo noi, siamo il paese fondatore nel mitico nel Dream Team dei fondatori. Annoveriamo, possiamo farci lustro dei padri fondatori come Altiero Spinelli, che ha dato il nome anche all'edificio, no? Del Parlamento europeo. In qualche modo abbiamo, voglio dire, la dichiarazione, il manifesto di Ventotene, abbiamo una serie di personalità che sono tra i padri fondatori dell'Unione Europea e che hanno condiviso questo sogno, e questo sogno ricordiamo che è nato alla fine di 2 guerre mondiali. Ora che abbiamo la guerra alle porte dell'Europa non dovremmo dimenticare questi 70 anni di pace che l'Europa ci ha garantito e che abbiamo promesso ai nostri figli, e che quindi siamo dei quali siamo custodi della pace. Quindi facciamo il nostro dovere, in qualche modo usiamo il nostro mercato comune, usiamo le opportunità e facciamo passaparola. I servizi per avvicinarsi proprio a queste opportunità ci sono vicini a casa, li abbiamo visti. Europe Direct Venezia-Veneto prevalentemente per i cittadini, ma che lavora a stretto contatto con EEN, Enterprise Europe Network, per le imprese. Lavoriamo insieme, il sistema delle camere di commercio è presente, è sui territori e siamo a disposizione. Riceverete quindi come partecipanti le slide e magari anche una sitologia, possiamo anche riassumere un po' di questi link se non li avete già scaricati per riuscire a guidarvi, no, negli approfondimenti, e se ci sono domande noi siamo a disposizione. Sappiamo che ci sono molte tematiche sul piatto, quindi insomma non è un problema eventualmente rinviare a una fase via email. Se volete anche inviarle potete semplicemente scrivere a infoeuropa@dl.camcom.it, che è l'indirizzo che era nel programma di questa iniziativa, di questo webinar, e noi smisteremo ai relatori in modo da essere più vicini possibile alla risposta. Se non ci sono domande più precise, chiedo anche alla regia, lasciamo decantare.
Per cui ringraziamo, finiamo, abbiamo debordato un po', ma insomma la rassegna era completa, era importante anche mettere tutto a disposizione. Ringrazio nuovamente Francesca Vianello, coordinatrice del network Europe Direct Venezia Veneto, Filippo Mazzariol per Union Camere del Veneto e insieme a Eileen Gonzalez EEN, Enterprise Europe Network. E niente, siamo a disposizione, grazie a tutti per aver partecipato e restate connessi. Iscrivetevi alla newsletter della Camera di Commercio che entrando nel sito www.dl.camcom.it aggiorna quindicinalmente su tutte le opportunità della Camera di Commercio, del sistema camerale, fornendo tutti i link. Grazie e buona giornata. Grazie, arrivederci. Arrivederci, grazie. Arrivederci.